Il Consiglio direttivo si riunirà ad ottobre e deciderà la posizione da prendere. Io posso dire che negli altri 4 referendum i consigli direttivi precedenti hanno sempre deliberato di essere a favore dell'unione tra le 2 aree di un'unica città. Non solo, nel nostro statuto c'è lo spirito unionista, perché c'è proprio scritto che noi rappresentiamo gli alberghi di Venezia e Mestre insieme, per cui io penso che poi alla fin fine il Consiglio direttivo dirà anche questa volta sì all'unione tra le 2 aree della città. Di certo per ora c'è solo che il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre si dovrà fare, su quando le ipotesi sono aperte, ma visto che le elezioni amministrative saranno nella primavera del 2020, per prassi o si vota entro Natale o si va addirittura al 2021. Ciò non toglie che il dibattito politico già ferve. Claudio Scarpa, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, si schiera tra chi è decisamente contrario alla divisione in 2 comuni. Intanto prima di tutto la dimensione conta, per cui una Venezia da sola non conterebbe più assolutamente nulla. Inoltre i problemi della città di Venezia, anche della città storica, si risolvono su Mestre. Cito una sola cosa: la Gronda Lagunare è una grandissima area di sviluppo che dovrebbe unire le 2 città e una buona amministrazione può riuscire a unire queste 2 aree, la città Venezia e Mestre, attraverso uno sviluppo della Gronda Lagunare, però lo si può fare solo unicamente se c'è un unico comune, altrimenti quell'area diventa un'area di scontro tra 2 amministrazioni. Scarpa ricorda i problemi che si erano presentati dopo il distacco di Cavallino Treporti dal comune di Venezia e traccia un parallelo su cosa accadrebbe nel caso a dividersi fossero Venezia e Mestre. E quindi problemi di carattere burocratico. E poi ci sarebbero anche problemi di carattere amministrativo, penso ad esempio all'aeroporto, a chi ricade il porto, a chi ricade tutto lo sviluppo ad esempio alberghiero che c'è stato su Mestre, cosa ne sarebbe, per cui sarebbero tutta una serie di problemi di carattere, il casinò, una serie di problemi di carattere amministrativo che sarebbero difficilissimi da risolvere.